solamente tu non sarai più sola. Allegri, Allegri, che cazzo combina Allegri? Allegri, che cazzo combina? C'avevi tutto qua Allegri, c'avevi tutto qua, ti sei scoppiato alla fine, nel gran finale hai buttato la bomba a mano. A chi piglia Allegri, a chi piglia. Ma poi sai che ti è saltato pure a te la testa, la mano, un braccio, ti hanno colpito pure a te le schegge, fra, soprattutto, va bene, tu vivrai, noi vivremo, la Juve vivrà, se continua, finché c'è vita, c'è speranza. Storia di un grande amore. Allegri, finish. Addio. Allegrentus, gli allegriani. Quando siete stupidi, voglio gente, popolo, allegriani. Chi fa a dire che tu sei allegriano o che tu non sei allegriano? Siamo juventini, vogliamo il bene della Juve. Se tu dici allegriano è come se tu ne fai una questione personale. Io non ho niente contro la persona di Allegri. Allegri è un professionista, Allegri ha un curriculum. Stupido, Juventino superficiale, sì, mi ha fatto girare i coglioni pure a me Allegri, perché non comprendevo tante cose, anche se poi oggi, visto quello che è successo dopo la Coppa Italia, dopo la finale di Coppa Italia vinta sull'Atalanta, tutta quella rabbia, tutta quella foga di Massimiliano Allegri non nasce per un episodio del momento, non nasce da un fallo non dato, un rigore non dato, ma nasce da un anno come minimo di accumulo, caro. Se ci fate caso, abbiamo fatto un girone di andata dietro l'Inter, tenevamo il campionato aperto, no, se non ve lo siete dimenticati, tenevamo un campionato aperto, tutto d'un tratto la Juve, da essere competitor all'Inter, fa un percorso a dir poco imbarazzante, da retrocessione addirittura, media da retrocessione. E può essere una squadra che ti fa un mutamento del genere. Tu potevi perdere lo scontro con l'Inter, potevi perdere l'Inter, ti poteva sfuggire di mano perché ha dimostrato di essere più forte, vinceva ugualmente l'Inter sicuramente, ma il cambiamento è stato troppo
non riuscire a vincere una partita da mesi, perché in campo non c'era più la testa, troppi problemi in casa Juve, troppi problemi, e si erano creati gruppi pro Allegri, gruppi anti Allegri, gruppi pro società, gruppi pro cazzi so, e poi alla fine, conquistando la zona Champions e conquistando la Coppa Italia, quello si è sbottonato, ha fanculizzato a tutti quelli che gli passavano per mano, tranne i suoi ragazzi che erano vittime come lui, anche se pagati bene, ma sempre vittime, perché la Juve è stata per questi ultimi 3 anni senza re e senza regno, senza regno e senza re. Magari Giuntoli non ha saputo gestire la situazione, non ha saputo essere discreto. Quello gli è arrivato nell'orecchio che lo stavano silurando per Thiago Motta, e si è conservato tutto per il gran finale. Ha fatto esplodere tutto nel gran finale. Quindi, cari juventini, salutiamo il nostro mister Allegri e speriamo e confidiamo in Thiago Motta e nella società che faccia dei buoni acquisti, perché ce n'è del bisogno. di rinnova sta squadra, di rimbozzarla e poi lavoriamo per l'anno prossimo, visto che l'anno prossimo l'annata ce l'abbiamo bella che piena di competizioni. Cosa raccoglieremo? Staremo a vedere. Ora non ci resta che aspettare l'ufficialità del fattaccio e poi basta, e poi andiamo avanti. Comincia la bella stagione, ce ne andiamo a mano, ci mangiamo 4 granite, 4 brioche, ci godiamo la vita, raga, ci godiamo la vita e non pensiamo troppo ai fatti degli altri. Atteniamoci ai nostri, atteniamoci alla nostra vita. Il campionato sta per finire, ognuno di noi pensi a vivere la propria estate nel più pacificamente possibile, senza fare del male a nessuno, e basta. Che posso dire? Ci vediamo per novità e per conclusioni. Forza Juve, sempre fino alla fine. Bye bye.